Consorzio di Bonifica Piave ha pubblicato una nuova delibera valida da oggi per limitare l'uso di acqua a fini irrigui, approvvigionamento garantito non oltre il mese di luglio, per orti e giardini non più di un'ora a giorni alterni. Il vaiolo delle scimmie arriva nella Marca, contagiate 4 persone di circa 30 anni, al Caponcello anche 3 persone colpite da malaria e 2 pazienti con TB e da zecca. Per ricordare Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, 2 delle vittime della marmolada, il sindaco di Montebelluna proclama il lutto cittadino per sabato, funerali in forma privata. Marmolada, il rischio, nuovi distacchi, ore decisive per valutare le misure da prendere. La rabbia dei bellunesi, sarebbe opportuno che le scelte del Trentino fossero condivise. Come da copione la presidenza dell'Associazione Comuni della Marca va il sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, che subentra a Maria Rosa Barazza, trovato quindi l'accordo. Alla vigilia delle comunicazioni della Premier in Parlamento, buona parte dei trevigiani fa il tifo per Draghi, tra loro anche l'europarlamentare leghista da Re con la collega Dem Moretti. Operatori e istituzioni del Montello siglano un nuovo accordo per il rilancio turistico dell'area, consegnati i primi patentini dell'ospitalità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'allarme siccità, che diventa un allarme sempre più concreto. Oggi sono stati presi dei nuovi provvedimenti molto puntuali da parte del Consorzio di Bonifica Piave. Nei 93 comuni del territorio, non solo nella Marca ma anche in alcune realtà del Veneziano, si va a contingentare l'acqua nei campi, negli orti e nei giardini. Tutti siamo chiamati a essere corretti, precisi negli orari e non utilizzare fuori orario, perché l'acqua è poca, dobbiamo utilizzarla rispettando le tempistiche, perché così riusciamo a mantenere anche la pressione e la quantità per tutti. È stato trasmesso persino alle parrocchie l'avviso del Consorzio di Bonifica Piave, con cui si dà un giro di vite al consumo d'acqua. Da queste ore l'utilizzo della risorsa idrica sui terreni agricoli dovrà avvenire esclusivamente a fini irrigui, negli orari assegnati e per lo stretto necessario. E ancora, il prelievo per orti e giardini sarà limitato a non più di un'ora a giorni alterni. Lo schema è semplice: nei giorni pari per i numeri civici pari, in quelli dispari per i numeri civici dispari. A vigilare lo stesso personale di guardaroba. Le multe possono arrivare a 500 euro. L'obiettivo non è quello di distribuire sanzioni. Sanzioni ce ne sono già tante e soprattutto siamo sanzionati dal fatto che non c'è l'acqua. L'importante è utilizzare e rispettare le norme e le regole, perché in quel poca acqua che abbiamo così basta per tutti. Ad accelerare la decisione del Consorzio, che quotidianamente si confronta con Enel, la fotografia degli invasi montani. I laghi da cui preleviamo sono 3, il lago di Santa Croce, il lago del Mis e il lago di Pieve di Cadore. Attualmente il loro volume si aggira attorno al 68-69% della capienza totale, è un buon livello. Però il primo lago, il più piccolo, è attorno al 48-49%, quello del Mis, e quindi diciamo ci si sta avviando verso l'esaurimento della riserva. Vista la situazione si procede per gradi. Allo stato attuale l'approvvigionamento è garantito per una dozzina di giorni. Con la situazione attuale noi abbiamo una disponibilità d'acqua che sicuramente ci consente di arrivare fino alla fine del mese. Contiamo molto adesso che vanno a completamento alcune culture e perciò ci sarà una minore richiesta d'acqua, perché inizierà la fase della raccolta del mais ceroso e di conseguenza pensiamo appunto di così riuscire a soddisfare anche le nuove culture dopo il mese di luglio. Si vive la giornata, da un lato guardando il cielo, dall'altro confidando nello sblocco dei 60 milioni di euro con cui avviare nuove opere, peraltro già cantierabili, per la riconversione del sistema irriguo, partita quest'ultima collegata a quella più ampia del PNRR. E come se non bastasse, c'è un altro fronte che si va a sommare a quelli già presenti. Riguarda il vaiolo delle scimmie. Ci sono i primi 4 casi in provincia di Treviso.
4 casi accertati finora, tutti accolti al pronto soccorso di Treviso con i sintomi tipici del vaiolo delle scimmie: febbre, mal di testa, macchie rosse e piatte sulla pelle. Si tratta di un gruppo di amici che ha contratto il virus durante una cena, il ritrovo con un amico di recente ritornato da un viaggio all'estero. Giovani appunto che non hanno ricevuto la vaccinazione in età pediatrica. Il direttore Francesco Benazzi ha atteso la conferma da parte dell'Istituto Zooprofilattico, cui sono stati inviati i campioni per le analisi. Queste persone sono appunto a domicilio, in terapia, tranquille, non ci sono rischi di diffusione assolutamente, sono seguiti ovviamente dai nostri infermieri e dalle malattie infettive. Il virus non ha un indice di mortalità né la diffusione che abbiamo imparato a conoscere con SARS-CoV-2. Si prende solo con contatto diretto tra le persone, quindi non ci sono problemi. Non abbiamo altri casi, questi continuo a ribadire, sono persone che sono state all'estero o che sono state a contatto con persone che erano all'estero, per cui massima tranquillità. Più preoccupante per il direttore invece la diffusione di zecche infette che a causa del caldo iniziano a proliferare a centinaia nei prati con erba incolta. Attirate dal caldo si nutrono del sangue del soggetto che attaccano. Una volta depositato il rostro, l'infezione si diffonde. Noi abbiamo avuto 3 casi sostanzialmente che sono arrivati in pronto soccorso, con ovviamente manifestando di aver avuto le zecche, e 2 di questi hanno anche manifestato inizialmente una febbre encefalite che però è stata ovviamente subito trattata con antibiotico e per cui non ci sono stati problemi. Diciamo a tutti di fare molta attenzione quando vanno per i monti, di usare possibilmente vestiti chiari e non vestiti scuri che attraggono di più questi animali, e soprattutto di guardarsi sempre la sera. Sul fronte Covid invece sono oltre 1800 negli ultimi giorni i tamponi positivi. 5 persone sono attualmente ricoverate in terapia intensiva. Una fase che il direttore definisce di appiattimento sulla base dei dati della curva, il plateau dal quale potrebbe conseguire una lenta discesa. Dopo il nulla osta arrivato dalla Procura della Repubblica di Trento nei giorni scorsi e il nulla osta alla sepoltura, si terranno in forma privata nelle prossime ore i funerali del montebellunese Gianmarco Gallina e della fidanzata Emanuela Pirana di Bassano del Grappa. Sabato in Duomo a Montebelluna ci sarà una messa in suffragio e sarà lutto cittadino. È una messa a suffragio a ricordo dei nostri ragazzi. Credo comunque che la ferita sia enorme e abbiamo tutti il dovere di rispettare il dolore di questa famiglia e di stringerci idealmente intorno a loro, ed è per questo motivo, ripeto, che verrà proclamato il lutto cittadino sabato. Saranno passati esattamente 20 giorni dal dramma sabato mattina, quando la comunità di Montebelluna potrà ritrovarsi per ricordare Gianmarco Gallina e Emanuela Pirana, la coppia travolta il 3 luglio scorso dal crollo del Serraco in Marmolada, accanto ad altri 9 escursionisti. Gianmarco, 36 anni, originario di Contea, ed Emanuela, 32enne di Bassano, si erano trasferiti da poco a Villa d'Asolo, un progetto di vita insieme, il loro interrotto nella più brutale tragedia in montagna degli ultimi decenni. I funerali, conferma il sindaco, si terranno in forma strettamente privata. I familiari hanno chiesto la massima discrezione. Sabato quella in Duomo sarà una commemorazione. Io chiedo almeno un minuto di silenzio quando sarà definito l'orario preciso della messa in suffragio, che ogni montebellunese, più che dare una manifestazione esterna, possa riservarsi un minuto con il cuore per pensare a questa tragica situazione. Quindi deve essere un momento di riflessione interiore per tutti noi. Adesso i temi della cronaca amministrativa. Come da copione, la presidenza dell'Associazione Comuni della Marca è andata al sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, che subentra a Maria Rosa Barazza. Trovato quindi l'accordo tra i primi cittadini. La presidenza del centro studi va invece al primo cittadino dispresiano della Pietra. Inevitabile però guardare alla giornata romana di domani. Sono stati anni molto complicati per tutti, anche per i comuni ovviamente, e dunque anche per la nostra associazione Centro Studi, però sono stati anni di forte crescita, perché abbiamo saputo riorganizzare le associazioni per dare risposte nuove, per dare nuovi servizi. Auditorium della provincia di Treviso gremito. Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappella Maggiore, lascia la guida dell'Associazione dei Comuni a Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, tutto come previsto, e già presidente della conferenza dei sindaci.
sindaci dell'ULSS 2. Sicuramente in continuità con quello che è stato il lavoro svolto fino adesso, con una squadra che è la squadra di tutte le persone che compongono il consiglio direttivo, ognuna per la propria parte, e sicuramente in sinergia con il centro studi, che è il braccio operativo dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana. Centro studi come braccio operativo cui sono demandati formazione e servizi. La presidenza va al sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Finalmente posso dire le due entità hanno due presidenti differenti che sicuramente collaboreranno nell'interesse dei comuni associati. Comuni chiamati a fare squadra, ad uniformarsi sullo sfondo dell'intervento dei fondi di solidarietà e la sfida del PNRR. Primi cittadini con il fiato sospeso in attesa di capire se questo governo abbia o meno le ore contate. Tra gli aumenti dei costi delle utenze, gli aumenti dei costi delle materie prime, che voglio dire ci fanno rinunciare almeno a un'opera all'anno nelle situazioni attuali. Il PNRR con scadenze fisse e cadenzate, veramente questo clima di instabilità ci lascia davvero perplessi. Non è nemmeno il presidente Draghi probabilmente il problema, è proprio un sistema che oggi ormai è arrivato alla fine di un ciclo e quindi probabilmente è meglio andare a fare una nuova chiamata di popolo per un voto che dia la possibilità di avere un Parlamento stabile. Abbiamo bisogno di stabilità, amministrare i comuni lo dobbiamo fare con delle certezze. Se poi Draghi in questo particolare momento storico ha preferito fare questa scelta qua, si prenda le sue responsabilità. Certamente, ripeto ancora una volta e a voce grossa, le amministrazioni hanno bisogno di lavorare con stabilità. C'è anche tutta la questione legata all'autonomia, per esempio. È chiaro che c'è tutta la partita dei fondi del PNRR, si ripartirebbe da zero. Tutti con Draghi o quasi, verrebbe da dire. Diciamo che la maggior parte dei trevigiani, perlomeno quelli che abbiamo intervistato, sembrano stare dalla parte del Premier, e c'è anche un asse inedito dal punto di vista politico, quello tra l'europarlamentare della Lega Adare e la collega Dem Moretti. La crisi portata avanti in questo momento è sicuramente inopportuna e sbagliata. Una crisi della quale la Lega del Veneto avrebbe fatto volentieri a meno, una Lega in piena fase congressuale che comprende e appoggia l'appello degli imprenditori trevigiani al Draghi bis e che oggi inaspettatamente trova l'asse con il Partito Democratico di Alessandra Moretti. Le persone responsabili con un briciolo, come dire, di senso della realtà sanno bene che interrompere una legislatura adesso è una scelta azzardata e molto pericolosa per il Paese. Siamo in sintonia perché siamo veneti e il Veneto è il mondo del lavoro, il mondo dell'artigianato, il mondo dell'imprenditoria. Insomma, il centrodestra domani in aula potrebbe riservare delle sorprese, muoversi in maniera meno compatta di quanto dichiarato. È l'ultimo appello ad andare avanti che ricalca quello del popolo, che a Draghi di fatto ha già dato la sua fiducia. Lei che cosa si auspica? Che passi la fiducia. Sarà un'impresa, spero, condivisa da tante persone. Non mi è tanto simpatico, però comunque è la persona giusta per questo momento qua. E ritengo che riesca, come dire, a portare a casa anche qualche risultato che altri non riuscirebbero. La fiducia è una cosa seria che si dà le cose serie e quindi sono un po' criptica. Che rimanga Draghi assolutamente, è l'unica persona in Italia che può gestirci, non ce ne sono altri come lui. Che non cada il governo. E che prendano delle decisioni per il popolo in modo tale che dopo le loro decisioni non ricadano in maniera negativa su di noi, quello è l'importante. E diciamo che il momento non è semplice, è complicato, devono anteporre questo ai loro interessi secondo me. Torniamo a parlare di caldo e siccità, diversi gli interventi dei vigili del fuoco in giornata. In mattinata una squadra intervenuta a Maserada sul Piave nei pressi degli impianti sportivi Parabai in via dei Fanti. Nel pomeriggio, lo vedete dalle immagini, un nuovo allarme è scattato lungo la 27 all'altezza del comune di Silea in direzione a Belluno per un incendio sterpaglia al fianco della corsia autostradale. Numerose le chiamate degli automobilisti in transito, la sala operativa del 115 per il fumo che si
si è prodotto. I pompieri arrivati da Treviso e Mestre con un'autopompa e un'autobotte hanno spento il fronte di fuoco che ha interessato circa 200 metri per una larghezza di 10 metri di terreno al fianco per l'appunto della strada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore e mezza, ma il fronte davvero caldo di queste ore, di questi minuti è più a est, è a Trieste. Queste le immagini che arrivano dall'elicottero Drago 71, l'elicottero dei Vigili del Fuoco del Comando Regionale di Venezia, che stanno operando accanto ai colleghi di Gorizia, Udine e Trieste, che sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio proprio nella zona del Carso. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della 4 tra Re di Puglia e l'Isert in direzione Trieste, con un'uscita consigliata a Villesse per un tratto di circa 15 km. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e il bivio d'Aurisina. Tra l'altro, per tutelare l'incolumità dei viaggiatori è stata disposta la chiusura del tratto autostradale Sistiana-Re di Puglia in direzione Venezia. Si tratta di circa 30 km di percorrenza tra A4 e Raccordo. E a proposito di caldo torrido, in arrivo un nuovo record, nuove temperature alte, davvero altissime. Treviso oggi con 35,2 gradi è risultata la città più calda del Veneto, la città capoluogo, 36 gradi a Castelfranco Veneto, ma secondo le previsioni la situazione nelle prossime ore è destinata a peggiorare. La Protezione Civile del Veneto per questo ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico proprio da domani, mercoledì 20 fino a venerdì 22 luglio. Si ricorda che per le segnalazioni e informazioni di in ambito sociosanitario è attivo il numero che vedete in onda, l'853 55 35, è un numero verde realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Così dunque nelle prossime ore, con i comuni che stanno correndo ai ripari, soprattutto per le fasce più deboli, più fragili, come ovviamente gli anziani. E vediamo come si sta predisponendo questo periodo a Treviso. Già una ventina di iscritti e una buona affluenza per la prima settimana di apertura del nuovo centro per l'accoglienza degli anziani durante questa calda estate. L'immobile è quello lungo la Restera, accesso da via Callalta, che negli altri mesi dell'anno ospita la sede della Pro Senectute. Siamo lungo il fiume Sile con un contesto verde molto bello, con un ampio giardino alberato, c'è un bel campo da bocce. Loro avrebbero sospeso l'attività estiva nei mesi di luglio e di agosto e noi quindi abbiamo deciso di calare lì questo servizio del tutto nuovo per tutti i pomeriggi di questi 2 mesi. I mesi estivi sono tradizionalmente quelli che vedono gli anziani, soprattutto coloro che vivono da soli, maggiormente in difficoltà, vuoi perché i familiari sono in ferie, vuoi perché chiudono attività ed associazioni o perché il caldo torrido poco invoglia ad uscire, impedendo quella socialità che è molto importante per gli anziani. Il centro ha anche ampi spazi interni climatizzati da utilizzare nei giorni più caldi. L'abbiamo scelto perché ha anche una sua geografia interna molto comoda, c'è un bel salotto comodo dove in questa settimana in cui abbiamo attivato il servizio abbiamo giocato a tombola, abbiamo letto giornali, abbiamo chiacchierato. C'è un'altra sala molto ampia dove invece si sono ritrovati dei gruppi a giocare a carte, c'è una palestrina per chi vuole fare ginnastica dove si può fare anche ginnastica dolce, raggiunto ovviamente un numero di aderenti. Fuori nella pista da bocce c'è la possibilità di giocare a bocce con un istruttore della WISP. Per chi non ha possibilità di raggiungere il centro in autonomia è previsto un servizio di trasporto gratuito. Grazie alla collaborazione proprio con Hauser, chi non può raggiungere questo centro a piedi viene accolto da Hauser. Ci sono degli autisti che vanno direttamente con dei pulmini attrezzati a prenderli a casa, li portano al centro e poi li riaccompagnano al termine delle attività.
Si è tenuta oggi in prefettura Treviso una riunione per fare il punto della situazione sulle ricerche di Valeria Rosato, 88 anni, che si è allontanata da Pieve del Grappa, luogo di residenza, lo scorso 15 maggio. Di lei si sono perse da allora letteralmente le tracce. D'intesa con i familiari, con il sindaco di Pieve, Annalisa Rampin, che ha partecipato all'incontro, si è deciso di organizzare il 3 e 4 settembre ulteriori battute di ricerca nell'area di allontanamento, perlomeno quella presumibile. Queste attività, che saranno coordinate operativamente dai Vigili del Fuoco, prenderanno parte anche il Soccorso Alpino e il Volontariato di Protezione Civile, oltre al consueto supporto offerto dalle forze di polizia. Saranno invece sottoposti al DASPO e per almeno un anno non potranno entrare nei locali pubblici, soprattutto bar del centro e della periferia di Treviso. Il provvedimento preso dalla Questura di Treviso, in particolare dalla Divisione Anticrimine, nei confronti di 4 persone, tutti tra i 40 e i 50 anni. La misura è frutto dell'analisi delle varie segnalazioni che giungono all'Ufficio di Prevenzione Generale e alle stazioni dell'Arma dei Carabinieri della provincia. La Divisione Anticrimine negli ultimi giorni ha provveduto anche a un ammonimento per atti persecutori nei confronti di un uomo responsabile di condotte di stalking nei confronti dell'ex fidanzata e a un ammonimento per condotte di violenza domestica nei confronti di un cittadino cingalese che aveva percosso violentemente la moglie, poi soccorsa al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Questi quindi gli aggiornamenti della Questura. E c'è poi un altro fronte caldissimo, la guerra del Prosecco. Si è svolto oggi il Consiglio d'amministrazione del Consorzio di tutela della DOC Prosecco, il quale ha inteso come le parole pronunciate dal direttore Luca Giavi siano state utilizzate estrapolandole da un'esposizione più ampia che cercava di spiegare come la menzione superiore sia riservata esclusivamente, sulla scorta di quanto stabilito dai relativi disciplinari, alla tipologia spumante della DOCG Asolo Prosecco e Conegliano Valdobbiadene Prosecco, senza in alcun modo voler intendere l'esclusione della possibilità di utilizzo del termine superiore da parte delle due denominazioni, ma il suo corretto utilizzo. Per il resto il CDA ha ribadito come rimanga auspicabile definire in modo condiviso alcuni aspetti della comunicazione delle 3 denominazioni al fine di evitare che per ragioni diverse vengano vanificate le azioni di tutela svolte dai consorzi a favore dei rispettivi sistemi produttivi e dei consumatori. E andiamo a Valdobbiadene, rimaniamo nel territorio delle colline del Prosecco, ma per tutt'altro argomento. Andiamo al Tempio del Donatore, la mostra evento che ha concluso la campagna promossa dall'Avis e da altri 7 enti. Vediamo. Ho ricevuto il trapianto di midollo osseo e la cosa bellissima che tengo sempre a dire, perché è importante, era un ragazzo di 19 anni. Ai ragazzi giovani dico sempre che questo ragazzo una mattina, invece di girarsi dall'altra parte del letto e continuare a dormire, si è svegliato ed è andato a tipizzarsi ed è diventato un potenziale donatore, un eroe già da subito. Alice, 38 anni, padovana, la vita salvata da una donazione di midollo osseo, è una delle 15 testimonial della campagna Con tutto me stesso, All of Me, celebrata al Tempio del Donatore di Valdobbiadene con una mostra evento per promuovere la cultura della donazione. Un racconto per testi e immagini, storie di vita e di dono, come quella di Anna di Asolo, testimonia l'Avis. Grazie alla fiducia mia e grazie alla fiducia dei donatori io sono ancora qui, quindi ringrazio tutte le persone che donano quotidianamente in ogni forma. O di Barbara, vicentina, che mostra con orgoglio le medaglie vinte ai Giochi Mondiali per trapiantati. Quando mi chiedono il significato delle medaglie, per me non sono medaglie che si vincono nello sport, ma queste medaglie rappresentano la vita che vince sulla malattia. Io credo di poter dare speranza con la mia storia a chi è in lista d'attesa e nello stesso tempo di dare coraggio a chi può donare. Avis regionale, ente capofila di questo progetto, che ha visto la creazione di una rete con altre 7 realtà associative per sensibilizzare la popolazione alla donazione. Perché donare non vuol dire soltanto donare sangue, donare cellule, donare queste cose che comunque servono per una vita a tutti noi e raggiungere comunque una serenità all'interno delle famiglie, ma vuol dire anche fare comunità, prendere coscienza che stare insieme è la cosa più bella e donarsi agli altri diventa veramente una cosa importante.
Veniamo a un'importante comunicazione di servizio, al via il concorso per 4.189 posti per carabinieri. Fino all'11 agosto è possibile presentare la domanda attraverso il portale www.carabinieri.it nell'area concorsi seguendo l'iter indicato. I posti messi a concorso sono 2.910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennali in servizio, 1.247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il 26esimo anno di età, limite elevato a 28 per coloro che abbiano già presentato servizio militare e 32 ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo. La domanda di partecipazione va inoltrata, come vi dicevo prima, esclusivamente online entro l'11 di agosto 2022. Parliamo adesso di turismo, di valorizzazione del Montello. Oggi un nuovo capitolo. Dentro quel bolino ci sono tanti significati. La cosa principale è quella che l'operatore è a conoscenza del proprio territorio, cioè è capace di promuoverlo, di parlarne, di trasmettere anche, perché noi quello che vogliamo è che gli operatori diventano anche dei soggetti capaci di informare i turisti. Rilanciare l'immagine turistica del Montello attraverso la formazione degli operatori del territorio, non solo turistici ma anche commercianti. Questo è l'obiettivo del patentino dell'ospitalità 2022. I primi esemplari sono stati consegnati al Teatro Binotto. Micaela Tonetto è guida turistica dal 91, ora la nuova specializzazione. E i turisti vengono sempre di più, io trovo. In questi anni ho visto proprio un grande aumento, a parte la pausa, insomma, Covid, però ho visto veramente turisti affezionati che poi tornano anche e poi mi chiedono altre mete, magari un anno facciamo il Montello e poi mi chiedono Treviso e poi mi chiedono le ville del Palladio, quindi ci si affeziona a queste terre. Sempre a Villa Binotto si è costituita ufficialmente anche la DMC del Montello, la Destination Management Company. Città costituenti: Crocetta, Giavere, Istrana, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Trevignano, Volpago. Arte, enogastronomia, sport, ma anche eventi. Questo è il mix. Si tratta di creare una valorizzazione complessiva dell'area montelliana e delle aree limitrofe che può portare sicuramente a una sinergia con le attività produttive, le attività commerciali e fornire loro e quindi anche a chi vorrà venire nelle nostre bellissime zone fornire uno strumento efficace per poter trovarsi a suo agio e avere il miglior servizio. Nessuna competizione con le colline UNESCO, anzi. Io la vedrei come una sinergia. Il territorio in fin dei conti va guardato tutto assieme. Non credo che chi viene da così tanto lontano si focalizzi su una particolare differenza di 15-20 chilometri. Seguiamo il Piave, scendiamo a Ponte di Piave dove nonna Romana Cardin oggi ha festeggiato 100 anni. Grande festa oggi per i 100 anni di nonna bisnonna Romana Cardin. A festeggiare un traguardo così importante nel pomeriggio è arrivato anche il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Romana nasce a Negrisia, dove da sempre ha lavorato dalle suore come magliaia. Una delle sue abitudini, fare maglia a casa, recitare il rosario al capitello di via Grasseghella. Romana ha 4 figli, Maria Rosa, Fiorenza, Alberto e Lina, quest'ultima scomparsa. 4 nipoti, 2 pronipoti, insomma un'intera famiglia che oggi si è riunita per festeggiare nonna Romana, che oggi ha brindato anche con un bel bicchiere di prosecco. Allora beviamo il prosecco? Cin cin! Evviva! Evviva! Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, nella montagna bellunese, non solo, dove sta montando un vero e proprio caso. Parliamo di Marmolada e del rischio di nuovi distacchi. Sono ore decisive per valutare le misure da prendere e lo sta facendo in realtà la provincia autonoma di Trento e si preannunciano, vi posso dire in questi minuti, misure eclatanti e c'è la rabbia dei bellunesi, in particolare del sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin. Sarebbe opportuno che le scelte del Trentino fossero condivise, così De Bernardin intervistato da Marta Marangon.
Temperature molto elevate, un grande crepaccio che sembra allargarsi e una notevole quantità d'acqua che entra nella spaccatura del ghiacciaio. Preoccupa la situazione della Marmolada dopo il crollo del 3 luglio e sono ore decisive per valutare quali potrebbero essere gli scenari e le misure da prendere di conseguenza. Gli esperti della provincia di Trento sono al lavoro, ma sul versante bellunese della montagna monta la rabbia. Il sindaco di Rocca Pietore non nasconde la preoccupazione alla notizia che sta circolando della possibile chiusura della Marmolada per tutta l'estate. Sarebbe anche bello che la parte trentina si interfacciasse con la parte veneta per cercare qualche scelta condivisa. Questo non mi sembra stia molto succedendo, ma a me pare che la parte veneta con la funivia di Malgacciapela ben poco abbia a che vedere con la zona del ghiacciaio dove ci sono problematiche. La Marmolada è la più grande montagna delle Dolomiti e l'area del ghiacciaio, quella attualmente chiusa e potenzialmente a rischio, rappresenta solo una parte piccola dell'intero massiccio. A mio parere la parte veneta della Marmolada rimane e rimarrà aperta, così come la Valle Ombretta, la Valle di Franzedaz, tutta la zona di Malgacciapela, il Passo Padon, la seggiovia che va su appunto al Passo Padon, la ferrata delle trincee, tutta quella zona che non è interessata dalla questione del ghiacciaio della Marmolada. Non vedo perché debba chiudere, perché sta passando un messaggio completamente sbagliato. Queste le parole nettissime di De Bernardin. Io vi posso dare un aggiornamento, fonti autorevoli al momento mi confermano che si sta andando verso la chiusura, ma della parte appunto solo della parte trentina. Ovviamente oggi c'è stato questo tavolo tecnico della provincia autonoma, ma ovviamente come sapete c'è un passo e quindi queste misure forse andrebbero condivise, dice il primo cittadino di Rocca Pietore. E adesso andiamo a Belluno, dove oggi si è fatto il punto dei fondi PNRR, così in provincia. I fondi già aggiudicati sul territorio della provincia di Belluno nell'ambito del PNRR ammontano a 152 milioni di euro, 13 per la digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo, 23 per la transizione ecologica, 5,5 per l'istruzione e ricerca, 32 milioni per la rigenerazione urbana e le infrastrutture, 67 milioni per la sanità e 10 milioni nel piano nazionale complementare per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. I bandi non sono ancora terminati, potrebbero esserlo però entro la fine dell'anno solare, e a tal fine il GAL Prealpi e Dolomiti continua le attività di consulenza ai comuni che intendano parteciparvi, dal capire come muoversi nella burocrazia del PNRR all'informare sulle possibilità relative ad alcune tematiche specifiche. All'interno però della nostra provincia abbiamo una serie di richieste legate soprattutto al bando borghi, che infatti abbiamo visto dalla graduatoria pubblicata recentemente, che ha ottenuto un grande successo. Sono 8 i comuni che sono stati finanziati, e abbiamo riscontrato interesse anche nell'ambito del potenziamento di infrastrutture e servizi per i comuni appartenenti alle aree interne, di cui siamo in attesa della pubblicazione della graduatoria. Il presidente della provincia, Roberto Padrin, si ritiene pienamente soddisfatto del lavoro svolto. La provincia di Belluno è una delle poche province d'Italia a incassare finanziamenti per ben 3 progetti autopromossi e che riguardano il rifacimento dell'Istituto Negrelli Forcellini a Feltre e la scuola Gonzaga a Longarone. Non mancano tuttavia i timori e le preoccupazioni conseguenti alla crisi di governo, poiché essa potrebbe avere risvolti nefasti sulla gestione delle manovre necessarie all'attuazione del PNRR, ma anche sulla legge montagna, la riforma del testo unico degli enti locali e le Olimpiadi. Non nascondo una grandissima preoccupazione, mi auguro che domani si possa risolvere questa crisi di governo, che è arrivata forse nel momento peggiore a cui doveva venire, e quindi devo dire che mi auguro nel senso di responsabilità dei nostri parlamentari, che guardino ai territori e al bene dei cittadini italiani, perché in ballo ci sono veramente tantissime partite, tantissime questioni. Staremo dunque a vedere domani alle 9.30, lo possiamo vedere anche dall'ansa.it, le comunicazioni al Senato del Premier Mario Draghi. Draghi quindi al bivio tra governo e crisi, e anche i territori ovviamente si interrogano. È tutto da Treviso e Belluno anche per questa edizione. C'è il meteo, buona serata. Da oltre 40 anni Bacin Frutta c'è per te.
La qualità e il risparmio, Vacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Vacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, tempo buono e caldo intenso. Quanto durerà? L'apice è proprio in questi giorni, ma la situazione potrebbe protrarsi ancora, stando alle ultime proiezioni anche all'inizio dell'ultima settimana di luglio. Staremo a vedere. Vediamo intanto il dettaglio. Sul Veneto cielo sereno e limpido, poco nuvoloso nelle ore pomeridiane in montagna. Occasionalmente, specie sulle Dolomiti, si potrà associare a qualche temporale. Temperature roventi, minime tra 19 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 32 e i 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sgombro da nubi e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-35 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, anche qui bel tempo. Aumenterà la probabilità di rovesci e temporali al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 36-37 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Vacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Vacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Vacifrutta c'è per te.